Ciao imbruttiti, mi ero sempre chiesto come un uomo veneto potrebbe reagire se la sua ragazza gli dicesse al telefono che è incinta. Mi sono fatto aiutare da 4 ragazze, una è Angela, una è Jedi, una è e una è Rahela. Andiamo a vedere. Se l'ho fatta la prima volta, giusto? C'è incredibile. Madonna, il trattore non mi sente. Pronti? Ciao amore. Ehi, dimmi tutto. Ciao amore. Dimmi tutto. Hai clienti? No. Ho mandato fuori la vecchia qua. Mattia, Oh, sei partito già? devo partire adesso perché? Ti senti su da qualche parte? Resto tranquillo? Devo dirti una cosa. Va bene, dimmi, vai. Dove c'è? È bella e brutta. Non lo so, dipende come la prendi. Sento poco bene. Sai che da un po' che mi dici che mangi un po' troppo? Quella è la tua normalità. Immensa, avevo sempre un po' di nausea, mal di testa, che mi sento sempre gonfia. Allora io ho preso un test di gravidanza prima di venire dalla Luisa. E 2 su 2 sono risultati positivi. Ah. E mi segna positivo. Vabbè, fa. Ho deciso di fare il test di gravidanza. Ma dai. Siamo sempre stati inti. Sei incinta? Come? Sono incinta amore. Siete fuori. Ma dai, ma scherzi tu. Ma test sono roba attendibile o roba cinese? Cioè. Ho fatto 3 test di gravidanza e sono incinta. E ti ho santo, vedo comprare veramente qui scadenti. Mi ha fatto venire finta tachicardia. Ok, ma i figli si fanno in 2, sai? No, questo te si già. Ma andiamo a chiama, come vedi che adesso c'è un'altra roba qua? Eh sì, una bella rogna adesso, porca troia. Quindi sei felice? Sì, felicissimo. Non sei felice? Non ho detto niente. Guarda, una Pasqua, sì, guarda, veramente. Ma sì, che andare in Modrino, sono voluto che ti dica. Ma cazzo facciamo, Dio boh? Non ti agita? No, perché sai i lavori che devo fare che mi agita, quindi. Bisogna dire che sono felice per te, vero? Fai calmo, siediti, hai dell'acqua. Non so. Che gabbia qua dentro, di poco solo dell'olio delle macchine, di buono con cazzo qua. Vabbè, ma le nonne saranno contente a tenere un altro nipotino. Io organimo. Chissà che cresce in fretta che manco mi dà una mano a lavorare. Comunque tenere un bimbo ha dei costi, no? E ci sarebbero su Amazon già le carrozzine in offerta, che costa solo 500 euro. Cazzo, 500 euro di un passeggino. Ho detto, ben visto stamattina. E ho fatto la colazione con la grappa. Gli scaduto caffè, ma che cazzo ti passa per la testa? No. No, serve il passettino! Dura, ti chiede fra 8-9 mesi sto figlio, che tu sei in mente tutte che robe, dammi un attimo che abbia un po' di... Che adesso non mi viene a dire, fammi respirare una schianta magari. Perché tu hai fatto la lista delle spese di tutto? E se vendevamo moto? Anche no. Dobbiamo vendere il trattore? Cosa hai detto? Dobbiamo vendere il trattore? No, non si vende il trattore. E chi compra un altro? No, macchina ti vendo, no moto. E te vuoi vendermi anche la macchina mia? Non so quanto valga il tuo Panda. Ehi, Ecco, stiamo offendere il pane qua. boh, volevo anche proporti un'altra cosa. Per scappare. No! Già che ha fatto il giro con la moto, ma porca troia, ma come vedi che fa l'umile? Ho fatto anche col secondo ti mi hai detto figa ieri di lavorare. Mi ha detto, sono incinta, ma va a cagare. Aspetta che arrivo a casa, Dio buonarda. A me vuol dire qualcosa al dottore. Cazzo che... Al dottore, no a te? A me cosa c'è? Te centri, non pare che te centri anche a massa, amore mio. Mal che vada, vendi la moto, non la stavi più usando. Io l'ho appena tolta. Poi dobbiamo pensare a dove andare a abitare, sai? Sì, avanti, devo vivere da mia mamma. Insomma, il bimbo. Madonna. 5 minuti da paura questi qua, mi sento dire mille robe, fammi diventare matto. Ho fatto l'ecografia e veramente, cioè, mi hanno detto che sono 2 gemelli. No, dai. Caso le strabico sto qua, dottore. 2 gemelli. Ma che problemi di oggi sto dottore, Raki, dai? Ho anche pensato ai nomi. Non sapevo come reagivi. Non sicuramente.
facendo i 7 immortali al contrario. Se invece sono due femmine, Ilaria e Martina. Se invece è maschio e femmina, Federico e Chiara. Va bene, ricordati che mi Susani smetterai, quindi... Poi dai, basta che fai presto a venire a casa, ma io ti ho un sacco da non fare. E devo dirti un'altra cosa. È uno scherzo del Veneto imbruttito. Nei mono, Dio buono, nei mono tutti do, ma proprio nei figa. Quando vieni qua a trovarmi, va che ti aspetto se ti vieni qua. Tanto me la paga prima o dopo. Devo farti omettere. Perché se non hai niente da fare, puoi venirti a aiutare. Ah, grandissimo! Vendi a motto che ti vai in TV!